Assessore Torrenti, il Festival Mittelfest alla 25esima edizione deve assumere ancora maggior vigore dopo i tragici eventi che ci hanno segnato. Sì, diciamo a 25 anni dal 91, quando Mittelfest era uno dei pochi luoghi di confronto durante il periodo della guerra, anche nell'ex Jugoslavia e negli anni successivi, pensavamo di aver transitato ormai dal 96 un periodo di confronto vero, di cultura, di apertura, di abbattimento di confini, di pace. E purtroppo 25 anni dopo questo non è ancora compiuto. Forse non è compiuto anche perché culturalmente non, diciamo, c'è stata quella continua attenzione, questo studio, questo approfondimento delle ragioni degli altri e questa normalità in qualche modo ha permesso poi in un momento di crisi anche economica gli sviluppi che sappiamo che questa notte poi in modo particolare in Turchia hanno avuto delle tragiche conseguenze e quindi diciamo Mittelfest dovrà riprendere non solamente essere un luogo di confronto di spettacolo di culture diverse ma quel ruolo di punto di riferimento per tutte le culture di quest'area, per misurarsi, per comprendersi, per riscoprire le cose che hanno in comune e per capire proprio che proprio dalla comprensione reciproca, dal rispetto delle tradizioni, degli usi, delle lingue, diciamo, e di tutta la storia e che si parte per poter essere reciprocamente riconosciuti. E su questo Mittelfest torna ad avere un ruolo internazionale forse ancora più importante che non quello che può essere solamente un festival di spettacolo.